Sani cari Veneti, scominciamo il nostro capitolo nono della storia del nanetto Pipetta. Ora qua, è il nostro capitolo nono. Scominciamo così, prima di tutto, ti puoi mettere il tuo mi piace sul video, stammi a desmentegare, e così, il capitolo nono il va avanti. Desmontare che le dal vapore, il nanetto Pipetta le andare via dal vapore, nanetto le scomincia andare in volta di qua e par di là, domandando a tutti, ciò, ti sono in America, nanetto non era ancora andato via, no? Era ancora là, nel suo paesetto, Rento Venezia, però lui pensa, bel che era in America. Ciò, ti sono in America, lui signore, il diga per servirlo, che paese è questo? Non siamo in America, vero? E dopo il signore le risponde così in italiano, mezzo italiano. Sei trasognato o stai sognando? Nanetto, il dice, vuol dire, quando che era sulla cocaina in America, vai sulle corna, il signore il dice, sei una creanza che il mega, il che dice Nanetto Pipetta, per rispondere a un poro canco famì, vatti impicciare coi ciucchi, il vecchio il che dice, mi dico signor che è un sipio americano che non capisce già, ciucco e le se lui, e no mi salo, Nanetto, e se catta con una vecchia, guardiamo cosa che il dice. Bene è sta vecchia, se americana anche vu, che si ti la vecchia, la risponde, che te me parli cosita, sì ti, mi vago in America, ma non so se che son veri, va o cosa. Anche mi vago in America, risponde la vecchia. Ma ti si arriva così presto? Nanetto e le risponde, ma mi diria di sì perché ora ormai rampegana cucagna. Va là che ti si matto ti, la vecchia le risponde. Ghetto passai il marti? Nanetto, chi? Mi? La vecchia, sì ti, sì, non parlo con te, mi. Nanetto, ma mi sono montato sul vapore e poi mi sono indormentato. La vecchia, seto l'edar. Nanetto, un pochettino. E la vecchia, guarda, sora qui a casa, cosa sei scritto? Nanetto, vedomi, ma ho paura che si è scritto in americano. Non era mio americano, era italiano, era scritto in italiano. E ora, non si sa se capisco, la vecchia, ti, lady, mi capirò, Nanetto il prua e lede. Agenzia di trasporto per l'America. E lede tutto sbagliato così. La vecchia, cosa dice io? Ciò. E lui, ma non so se capisco. Andiamo avanti qua. E dunque, lede di nuovo, che capirò l'ora. Agenzia, io capivo, fin qua, ciò, mi no, E ora, vuol dire che siamo in America e che noi altri siamo sicuri, è il che dice Nanetto Pipetta. La vecchia, mi dico che tu ti dice. Quel che il governo, il che ha detto, che il che dirà che il che dirà ai ufficiali, per dire ai migranti che per arrivare in America che vuol 30 D. E da stamattina in qua noi siamo passati 30 D ancora. La vecchia, la che dice a Nanetto che vuol 30 D per arrivare in America, no, minui. E ora, facciamo così. Vu sarì in Italia e mi invece sarò in America. Vu andè dove voi e mi stago andoi son a Dio e Nanetto ciappa su e rento in quella casa. Nanetto è mezzo cattivo perché non lo capisce miele, se non tosa te. Nanetto gli domanda, Paruni, o era casa? Capita un sciorone grande, con due occhi da soeton, un naso da pappagallo ed orecchie che le parea do slavasse, una panza da parer un vedeo de un an, o meglio, una vera bottesea. Che ci è? La domanda del signore in italiano. E Nanetto le dice, signore, stai bene? Dopo il signore in italiano gli domanda, che vuoi?
accidembole. Signor no, deboe, non so se me capisco, il me scusa se me avanzo. A che domando se c'è l'America qua. Il signor gli risponde così in italiano. Sei pazzo, a Genova siamo qui. Ah, è a Genova adesso, è a Genoa, in Veneto. In Anetto gli domanda, e per arrivare in America, cosa che vorlo? E l'uomo gli dice in italiano, il passaporto ci vuole. Il passa... E me lo dà lo sto passaporta? Gli domanda Nanetto. Il vecchio gli dice, sì, viene qui, voltati, prendi e vai a scherzare con gli asini, e che io non sono mica un burattino io. Ostreonde un signor, gli dice Nanetto, ah, te cattarò mi in America, che garò fatto fortuna e te me la paghi, sì, quella peada, brutto, pansente, de un papagà, de un muso che te sì. Intanto il Corea grattandosi il tafanario e l'uomo il dà un'altra peada qua sul culo, sopra il culo del Nanetto Pipetta che diciamo sopra il testo de tafanario, il tafanario. Poi, non, qua finiamo il capitolo nono del Nanetto Pipetta e il me scusa perché la megola, la megossa, no? La megargossa ha messo malà, però anche così si può capire un fiasettin. Stacchiamo avanti se catemo dopo da sponsor il capitolo 10 del Nanetto Pipetta. Ciao ciao, strucon.